decisivo per tutte le maggioranze, però voglio dire prego consigliere Favaro. Grazie Presidente. Personalmente io condivido in pieno lo spirito e la lettera di questa mozione, con riferimento però alle sole attività ricettive alberghiere, mentre non condivido l'estensione della riduzione all'agevolazione fiscale alle seconde case. Pertanto, a meno di modifiche del testo, io esprimerò un voto di estensione. Grazie consigliere Favaro. Prego consigliere Otello. Sì, per rispondere velocemente al capogruppo Zanon, è vero, scusi, sbaglia di pensare che ci sia una guerra polemica, no, però c'è un dato oggettivo, e il dato oggettivo non l'ho deciso io, cioè l'ho trovato dai documenti che sono stati spediti dall'ufficio. I 68.000 euro ci sono, cioè se quello fa scandalo, la tagliamo. Ma l'altro dato oggettivo è l'avanzo di bilancio, che nell'ultimo anno mi pare sia superato 2 milioni di euro. Quindi, domanda, è possibile fare un bilancio più aggressivo, capace di arrivare lì dove il coraggio manca? Perché è forse questo il punto, no? Perché uno ha paura di spendere, ha paura di e alla fine resta con 2 milioni di euro che poi è costretto a spendere abbassando i mutui, tagliando qua, e invece di dare quell'avanzo di bilancio che secondo me è sbagliato avere, secondo il mio punto di vista, si tenta un tentativo. Nel 2012, mentre lei faceva la richiesta dell'IMU, di abbassare l'IMU, quando l'IMU era ancora ai minimi termini, fu respinta quella proposta perché l'IMU era ai minimi termini, perché c'era Monti, mi ricordo, che non si capiva ancora storicamente, quindi già come locale storicamente il no di allora nostro, non si sapeva ancora Monti se e come tornava, non era chiara la normativa, era lì, mi speriva in stand-by l'amministrazione, e l'amministrazione dovette aspettare del tempo fin tanto che il quadro non si chiarì. La sua nozione storica era del 2012, credo fosse aprile 2012, non ho la data precisa, ma era quello il contesto storico. Il contesto storico di oggi è diverso, per cui uno si può arrampicare sugli specchi e non dire: Luca, mi stai sulle scatole e qualsiasi cosa tu proporrai non la voterò, ma neanche se no, non la voterò. E questo è il punto. Questo è il punto. Non è politica, ma è un punto. Perché altrimenti non ci sono ragioni, viste le vostre considerazioni storiche che io ho evidenziato, non ci sono ragioni per cui voi votate no, ma neanche Comiso, perché Comiso disse, il 16 aprile 2013, disse esattamente questo, la tassa di soggiorno, parliamo della tassa, che forse sarà limitata, insomma, e anche dall'aliquota IMU c'è stato un grosso aumento delle imposizioni di questi ultimi anni, molto pesanti. Mi domando, se uno, perché uno può anche cambiare idea, è legittimo cambiare idea, si può cambiare idea, non è scambio, non è peccato, non è reato, non è nulla, uno cambia idea, però lo dica pubblicamente e si assume la sua responsabilità. Grazie consigliere Cantero. Capogruppo Teso. No, chiedevo. Sì. voglio dire questo, che io ho fatto un'interpellanza, non lo nego, è un'interpellanza che aveva la sua logica di uno di minoranza che deve in qualche modo rompere non solo gli equilibri, poi si sono rotti, ma anche creare una posso dire, una specie di situazione tale per cui si possa discutere del problema, e non lo nego, lo scopo qui della mia è un'interpellanza polemica. Ma questa mozione si vuole alla stessa funzione, solo si vuole rivestire di buonismo, e non è così. Quindi voi avete fatto una cosa che va secondo la stessa logica che andava quella che ho fatto io, non è niente di diverso, la capisco, e allora se volete continuare in questa... I suoi atteggiamenti sono i nostri atteggiamenti. Allora io ammetto le mie cose, non è che voglio vestirmi di un altro abito, questo rimane, votiamola
Prego, capogruppo per il capogruppo Bonino. Grazie Presidente, ma mi pare che se tutto ruota attorno a un semplice passaggio, Togliamolo. togliamo, Non fa scherzo. però noi vi chiedono voi, siete voi i promotori. Grazie capogruppo Bonino. Consigliere Alesini, voleva faccio una proposta alternativa, no? Cogliendo un po' quello che ha detto il capogruppo da noi, perché mi pare che comunque sul tema ci sia una certa convergenza da parte del Consiglio Comunale, almeno per le persone che hanno espresso, che si sono espresse fino adesso. Magari c'è stata un po' di frettolosità nella formulazione, sotto il profilo formale appunto della mozione, per cui c'è qualche punto su cui ci si appiglia, dire no, non la votiamo, rimandiamo. Frettolosità dovuta al fatto che siamo in prossimità di approvazione del bilancio, quindi a noi interessava soprattutto che la nostra richiesta o comunque la nostra riflessione fatta all'interno della mozione venisse presa in considerazione prima della redazione del bilancio di previsione relativo a quest'anno. Quindi io direi che se i capigruppo si prendono l'impegno formale qui in questa sede, cioè in questo momento, di trovarsi brevissimo tempo e trovare la formula che possa andare bene a tutti, in modo che la Giunta, quando va ad approvare il bilancio di previsione, possa tener conto dell'abbassamento dell'IMU per una o più categorie, insomma poi si può trovare un accordo, credo. Quindi siamo disposti di far ritirare la mozione perché il Consiglio si prenda questo impegno formale, ogni capogruppo per il suo gruppo, insomma, questa è la proposta. cioè la proposta direttiva. Ogni capogruppo fa la sua. Scusi Presidente, stavo parlando con il microfono. Allora, ritiriamo la mozione con l'impegno da parte di ogni capogruppo, quindi Marchesan, Zanon, Comisso, Teso, Borin, ok? 5 capigruppo, siamo questi. Impegno formale davanti al Consiglio Comunale che prendiamo in considerazione imminente, penso la prossima settimana, perché se gli schemi di bilancio devono passare in giunta dobbiamo dare anche tempo ai tecnici di poterlo lavorare o rielaborare il bilancio, e anche giustamente alla giunta, al sindaco, di decidere dove tagliare e cosa fare. Quindi se ci impegniamo formalmente qua davanti tutti quanti che questo impegno verrà preso da parte di tutti e entro la prossima settimana, perché i termini sono stretti, credo, di rifare anche condivisa con la maggioranza, per me non c'è nessun tipo di problema, e ritiro la mozione dando la motivazione che ho detto. Se vogliamo sentirsi in capigruppo per una condivisione anche sulla dichiarazione, a me va bene anche questo, però avrei piacere di sentire i capigruppo come ci esprimiamo in capigruppo di solito. Grazie capogruppo Teso. Capogruppo Bonino. Da parte nostra non c'è problema a trovare un testo condiviso, purché l'obiettivo sia quello di vincolare l'amministrazione a ridurre l'aliquota IVA. Questo è. Grazie capogruppo. Prego sindaco. Allora, prima della proposta di ritiro della mozione, avevo un intervento a fare anch'io, ma adesso lo riduco perché ovviamente se la mozione viene ritirata eventualmente discuteremo in sede di riunione capigruppo, secondo che i capigruppo decidono di fare. Allora i tempi sono questi: la previsione di bilancio è stata predisposta dagli uffici secondo le indicazioni degli assessori, va in maggioranza, è previsto che andasse in maggioranza la prossima settimana e che andasse in giunta la settimana successiva, in modo da arrivare ad avere un'approvazione da parte del Consiglio Comunale entro la fine del mese di marzo, perché siamo in sofferenza a lavorare per 12esimi, in quanto molte cose sono anche nel breve termine. A me va bene che i capigruppo si trovino per valutare, io ho una proposta diversa, ma insomma la lancio così affinché magari il capigruppo trova una soluzione a questa mozione. Poteva diventare un ordine del giorno anche molto più semplice, con invito al governo e comunque un buon segnale politico che poteva dare il Consiglio Comunale, perché se è vero quanto dice il capogruppo Teso che lo 0,76 sull'IVA delle attività produttive
produttive è componente inderogabilmente a destinazione del gettito statale, ovvero che l'ANCI, come ha riferito il capogruppo Zanon, ha fatto un documento unitario dove ha chiesto al governo Renzi, e prima il governo precedente, di togliere quella componente dello 0,76, perché noi siamo molto chiari, oggi l'IMU del Comune di Cavre la tiene in piedi il bilancio del Comune di Cavre, sono 14 milioni di euro, di questi 14 milioni di IMU 7 milioni vanno nelle casse dello Stato, prevalentemente per la categoria D, proprio per quella componente dello 0,76, una cosa scandalosa. Allora, se si partorisce un ordine del giorno dove si dice che il governo toglie la componente IMU per la quale noi siamo veramente esatori del conto dello Stato, mi trovate assolutamente d'accordo. Se invece si va a dire che dobbiamo ridurre le tasse, o in questo caso l'IMU, solamente su alcune categorie, mi si deve spiegare anche, ed è per questo che non condivido questa mozione, qual è la soluzione alternativa, perché sul fatto che si faccia filosofia di ridurre le tasse siamo tutti d'accordo, sul fatto però di dare delle soluzioni concrete rispetto alla positività. Allora, se la proposta che arriva è quella di passare l'IMU sulle seconde case, sugli alberghi, in generale sulle attività produttive, perché le attività produttive sono anche i negozi, non solo gli alberghi, in questo senso anche non mi conviene questo disposto, allora si deve dire come il bilancio in Comune di Cavre sta in piedi, perché se mi dite di tagliare i servizi essenziali non sono d'accordo, se mi dite di calare l'IMU sulle attività produttive, sulle attività ricettive, sulle seconde case, per poi doverle inasprire sulle prime case, sui terreni agricoli, non mi trovate d'accordo, e dobbiamo tenere conto tutti quanti che attualmente le spese del Comune di Cavre in questa corrente sono spese consolidate e quindi comprendibili, lo sappiamo quindi tutti quanti. Allora trovatemi una soluzione e la esamineremo, fatelo in tempi brevi, perché, ripeto, doveva andare in discussione già la prossima settimana. Prego, capogruppo Peso. Posso fare una controproposta al sindaco? No, visto che il sindaco ha parlato di magari farlo tutti assieme comune, anche una mozione nei confronti dello Stato, mi trova d'accordo anche su questa, perché se possiamo fare questo la facciamo. Capisco le difficoltà che va a evitare il sindaco sul fatto che il bilancio del Comune di Cavre sta in piedi con l'IMU. Mi trova perfettamente d'accordo sul fatto di non aumentare l'IMU prima casa e tantomeno dei terreni. Io la proposta, togliamo il discorso seconda casa, lasciamolo lì per il momento, non entriamo in discussione, non facciamo proposte, lavoriamo solo ed esclusivamente su quella parte di IMU che comunque a mio avviso non è così, diciamo, non rientra lo stesso perché comunque sono cifre, ma non ha quell'impatto così devastante come potrebbe avere l'IMU delle seconde case, perché sui totali dell'IMU poi riusciamo a capire, vedremo la valuta comunque del dirigente, capire quanto introitiamo dalle categorie D e quanto introitiamo dall'IMU seconde case, quindi dovremmo fare un lavoro che, torno a dire, non penso che dovremmo rimanere settimane, penso che possiamo gestire in 2 ore, naturalmente capigruppo, sindaco e il dirigente, e capire come possiamo dare anche dei suggerimenti, perché giustamente non è che possiamo fare dei tagli al sociale, non penso che i tagli siano così eclatanti, perché a conti fatti, ma fatto il conto della serva, comunque si taglierà 300.000 euro su un bilancio ben molto più complessivo, quindi dico, se abbiamo la buona volontà tutti quanti di provare, ci proviamo, però se partiamo già dicendo che non lo consideriamo per questo bilancio o quant'altro, allora lascio perdere. Però torno a dire, io trovo corretta anche la proposta che ha fatto il sindaco di continuare a farlo nei confronti del governo, per dire che magari a Caorle qualcosa si fa rispetto agli altri. Caorle diminuisce l'imposta, quella che rimane sulle casse comunali, ma chiede che ci sia un impegno anche da parte dello Stato a magari a rivedere un po' il tutto e di non essere più noi gli esattori di un'imposta così sgradevole. Questa credo sia, poi si troverà qualche soluzione. Grazie capogruppo Teso. Prego, sindaco. Breve replica per confermare quanto detto prima, che se vogliamo discutere di fare un ordine del giorno nei confronti del governo perché l'IMU, componente governo, sia tolto, e soprattutto il Consiglio Comunale sia assolutamente d'accordo, la maggioranza sicuramente sì. Se invece vogliamo abbassare l'IMU su qualsiasi categoria,
Allora mi dovete dire qual è la soluzione alternativa, cioè quali altre categorie andiamo a colpire oppure quali spese a questo punto comprimenti dobbiamo tagliare. Se questa riunione capigruppo partorisce un risultato di questo tipo può essere una cosa sposata, altrimenti no. Quindi ditemi dato se ritirate la mozione e poi in qualche giorno capito subito sono trovate. Subito ritiriamo, perché il sindaco voleva l'alternativa, ma appunto l'alternativa potremmo trovarla assieme, però io i documenti, lo dico, non ce li ho e non credo neanche i colleghi e non credo magari neanche la maggioranza. Vediamo un attimo, io non dico mica di vedere, vediamo un attimo come comunque c'è l'impianto di bilancio, capiamo con l'aiuto anche del dirigente che ha già sentito che il sindaco non vuole toccare determinate categorie, fasce deboli come le vogliamo chiamare, cerchiamo di trovare una soluzione su questo. Allora questo è l'impegno che si è chiesto anche agli altri e credo che era la volontà anche espressa però aspettavo giustamente anche. Allora facciamo un assunto, la mozione viene tolta e i capogruppo si trovano insieme al dirigente e al sindaco per mettere giù una mozione differente concordata, non un documento, non una mozione, un documento concordato tra le petici del capogruppo. Avevamo parlato, Presidente, scusi, di trovare la soluzione, cioè, come a dire, l'impegno era quello di arrivare all'obiettivo, avevamo detto tutti assieme, e di capire, e torno a dire, ma possiamo fare una valutazione. Se il taglio, se prendiamo la categoria D, se il taglio è superiore a 500.000 euro che vengono a mancare dalle casse del comune, se è di 200.000, se è di 300.000, perché le proiezioni non possiamo farle noi, le farà il dirigente. Cioè, questo è l'impegno che deve essere fatto e allora per capire che poi la volontà politica da parte della maggioranza sia quella di accettare il fatto della diminuzione dell'IMU. Questo intendevo e credo anche il capogruppo. L'obiettivo è quello di ragionare, poi vedere cosa si può fare. Ci sono dei paletti, abbiamo capito che sono quelli che sono, e vedremo in base ai dati cosa è possibile fare. Perfetto. No, infatti la dichiarazione del gruppo Zanon che io, cioè se la dichiarazione del gruppo Zanon che l'impegno del capogruppo Zanon che va dichiarato anche fuori il microfono non importa, a me sta bene, volevo capire il capogruppo Marchesani, il commisso e poi. Allora, chiedo, prego sindaco. Pongo un'attenzione che però è da ricordare, nel senso che gli spazi nella manovra sono molto limitati, sia chiaro. Quest'anno il governo ha azzerato totalmente i trasferimenti, a fronte di quelli dell'anno scorso che erano 300-400.000 euro, si è dovuto passare a una sforzata totale a tutte le previsioni di vari assessori per far quadrare il bilancio. Abbiamo tagliato spese relative ai eventi di tutti i tipi, sia turistici, strettamente turistici, sia culturali, sia sportivi, e la sforbiciata è stata importante per rientrare di questa cifra. Ora io non saprei più dove tagliare, quindi sappiate che comunque c'è questo spazio di manovra, ma che la capigruppo non venga a proporre di spostare l'attenzione dell'IMU da una categoria all'altra, perché non ci troverete mai d'accordo. Ecco, in questi termini che la capigruppo possa andare a ragionare. Ok? Va bene? Votiamo il ritiro della... Votiamo il ritiro? Mettiamo la votazione. Per quanto riguarda il ritiro della mozione, voti favorevoli. Io ho fatto una proposta, il capogruppo Molini ha risposto, il capogruppo non ha risposto, il capogruppo Commisso e Marchesani non hanno risposto, almeno essere a conoscenza della risposta loro, veloce, sì o no, ecco tutto qua. Specificando, come ha detto il capogruppo, che io poi mi traccio, non si tratta qui di fare un ordine del giorno a mozione per l'abolizione dell'IMU al governo. Come ho detto prima sì, non possiamo andare a dire alla regione che toglie i cavalieri, il movimento della legge relativa
le agevolazioni, sicuramente è nostra competenza. Noi possiamo agire solo su quella parte di aliquota, negli anni, diciamo, nei limiti in cui il bilancio lo permette attraverso le scelte politiche, in cui possiamo ridurre la tassa fino allo 0,76 in su, insomma. Ecco, è chiaro che l'impegno deve essere fatto su questo punto, altrimenti la mozione non la ritiriamo, perché non ha nessun senso, diventa solo così un impegno formale. Grazie. Contro si può anche trovare perché valutare le cose, che non ci sia la disponibilità a trovare. Dunque, bisogna tenere conto di quanto ha detto il sindaco, la coperta è quella che è. Magari potessimo diminuire le tasse, questo è positivo di tutti quanti, penso. Personalmente però devo dire una cosa che adesso non voglio dire andare a tirare fuori, non lo volevo dire perché devo suscitare polemiche. Personalmente ho una naturale ripulsa verso quelli che sono gli argomenti che ritengo proposti per parlare alla pancia. Questo è il classico degli argomenti. Voi siete stati in un'amministrazione, sapete che l'oste è lì quello che fa il conto. Chiaramente poi decidiamo noi come fare le cose. Però proporre di quanto si può passare lì, per esempio, che vantaggio può avere un albergatore a una riduzione per quanto minimo dell'IMU a fronte di piccolissimi spazi. Queste sono proposte, scusate, non lo volevo dire veramente perché è tardi e siamo tutti quanti stanchi. Sono proposte provocatorie. E come andare in piazza e dire voglio abolire le tasse, voi non l'avete fatto quando eravate in maggioranza. E avete continuato così. Questa è la realtà. Io sono contrario a questa mozione. O si fa una mozione che non serve a niente e andiamo a rivendicare allo Stato che non si trattenga di 0,76, oppure questa non serve perché è naturale che nello sforzo di ridurre le spese poi ovviamente c'è neanche una questione delle tasse, ma questo viene naturale nella gestione che stiamo cercando di fare al risparmio e nella ottimizzazione delle spese. Non è una mozione così, chi è che vota? Cioè, voglio dire, domani andrà sui giornali che non so, commesso piuttosto del sindaco sono contrari all'intenzione dell'IMU. Questo sarà il risultato finale di chi non ha partecipato alla discussione. Ma si fa a dire voglio coprire le tasse, votiamo perché voglio coprire le tasse, che discorso è? Facciamo i conti senza l'oste, il sindaco l'ha detto benissimo, hanno tagliato tutti i trasferimenti dallo Stato quest'anno, sono 380.000 euro in meno e bisogna andare a cercare da qualche parte. Quindi o c'è già una proposta seria, definitiva, io vedo anche in conferenza di capigruppo, ma la mia posizione è questa, non riesco a capire questo tipo di posizioni con le persone anche intelligenti, non si può sempre parlare alla pancia per avere ragione che abbiamo. Grazie, capogruppo. Ultima domanda secca, il consigliere Federico, prego. Grazie, intanto ringrazio l'assessore Commisso perché ci ha definito intelligenti e ha detto da lei per me complimento. No, a me fa piacere, insomma, perché si riconoscono anche i pregi delle altre persone e quindi insomma, oltre anche a saper conoscere i propri limiti, sono due cose tutte positive. Guardi che innanzitutto noi abbiamo chiesto di ritirare la mozione, quindi non è che deve votarlo o comunque deve temere che domani si vada sui giornali che si dica che il sindaco o lei siete contrari. Abbiamo precisato, siamo ben consapevoli che gestire le risorse di bilancio oggi non sia semplice. Riteniamo tuttavia, che noi le cifre dell'IMU le conosciamo, probabilmente anche lei perché dopo un anno di assessorato credo e 5 o 6 anni di opposizione di conoscere bene, riteniamo comunque che ci siano delle possibilità di poter intervenire con delle scelte politiche. Il sindaco ha già ammesso che su certe cose non si deroga e non si può intervenire, probabilmente sono le stesse su cui anche noi interverremo. Riteniamo invece che su altre si possa intervenire. Allora abbiamo chiesto questa riunione dei capigruppo proprio per sviscerare insieme al dirigente sul bilancio di 30 milioni di euro la possibilità anche di togliere 200, 300, 400, 500 mila euro per dare un segnale anche alle categorie. Saranno pochi
euro divisi fra tutti gli alberghi o le categorie che arrivano a toccare, però è un segnale politico oggi che credo che sia importante, molto più importante di un segnale che deriverebbe da una mozione fatta contro il governo che alla fine è un segnale poco concreto. Allora noi chiediamo questo, io a lei come capogruppo marchesiano ha risposto sinteticamente, chiedo solo se è disponibile a trovare questa soluzione. Ecco, tutto qui. Grazie consigliere Pellegrini. Se non ci sono altri interventi. Ok, allora chiudiamo i lavori di questo consiglio. Una serata a tutti. Grazie.